Pronti? 1, 2, 3. Il primo segnale è quello valido. Taormina Mail esce in vantaggio nei confronti di Roxy Viking. Al largo va Omar e Sympathy Trio. È partita male T-Must. Taormina Mail leader lungo l'arco della prima curva, punta in avanti Sympathy Trio, che va a chiedere e ottenere strada, e il plastico di corsa si realizza come era lecito pensare. Sympathy Trio leader nei confronti di Taormina Mail, terza in corda è Roxy Viking, i 400 iniziali in 29,8 sotto l'impulso del nuovo leader che sullo slancio mantiene discreta andatura. Il gruppo si sfilaccia un po', anche se si va a formare una serie di pariglie. Sympathy Trio leader, Taormina Mail lì seconda in corda, poi Roxy Viking gradualmente risale. All'esterno va Omar che si porta in schiena, Universo Jet a sua volta pedinato da Simon Barboy, per linee esterne anche Taiga Jet, alla retroguardia larghi dai birilli Uganeo Jet, Tantalio e Sharon Gar. 1-1-7 il giro della testa, in vantaggio Sympathy Trio, sempre pedinato da Taormina Mail. Treno esterno è sempre cappeggiato da Vaumar, che però è ancora fra il terzo e il quarto, ovvero fra Roxy Viking e Urder Ronco. 15 il paletto della drittaila, perlomeno non cambia nulla finché non si muove Uganeo Jet, che incontra l'opposizione di Universo Jet. I due vanno in aggiramento su Vaumar quando si è al secondo passaggio davanti alle tribune. Sympathy Trio che ora deve per forza cambiare marcia per tenere lontani gli avversari. Insiste Universo Jet che è al fianco di Taormina Mail. Questo parziale in 36, Uganeo Jet in seconda pariglia di fuori. Scoperto c'è in terza ruota Simon Barboy, che poi riesce a parcheggiare a sua volta dietro Uganeo Jet. Insiste Universo Jet a lato di Sympathy Trio quando si va a 600 metri dal termine, due avanti a Taormina Mail, poi Uganeo Jet richiesto. Ancora Simon Barboy, metà della dirittura opposta con Universo Jet che insiste a lato di Sympathy Trio. I due vanno ad attaccare la piegata finale avanti a Taormina Mail, richiesta, poi Uganeo Jet, insiste Universo Jet che copre interamente Sympathy Trio a metà della piegata conclusiva. Universo che insiste nella sua scia, Uganeo Jet, poi Simon Barboy, la retta arrivo con Universo Jet che è passato nei confronti di Sympathy Trio. Taormina Mail, Uganeo Jet nel tratto conclusivo, Uganeo che va all'attacco di Universo, Universo che salva la vittoria da Uganeo Jet. Al terzo termina Taormina Mail avanti a Sympathy Trio, poi Simon Barboy. 58,3 gli ultimi 800 metri, Universo Jet che vince alla maniera forte. Antonio Di Nardo ancora a segno nella serata. Train di Andrea Vitagliano, i colori del signor Alberto Nardi, il numero 8 sul tabellone al primo posto. Universo Jet che tiene in rispetto fin sul traguardo Uganeo Jet per una coppiata di allevamento dei Toniatti. L'8 al primo posto, al secondo l'11, al terzo il 4, al quarto il 5, al quinto il 12. L'ordine d'arrivo, il successo di Universo Jet e Antonio Di Nardo. La linea torna a Via Riberti.